quindi non sono cappello. Allora, abbiamo parlato della Grande Guerra e questo ci introduce un percorso molto interessante anche da seguire, quindi vediamo di che cosa si tratta e il ruolo anche dei bersaglieri in questo versante. A fine luglio, dalle capitali europee cominciarono a partire messaggi cifrati. Vienna inviava ultimatum a Belgrado e i serbi davano risposte che non convincevano. Le linee telegrafiche erano intasate. Ai giornali arrivava di tutto. Finché il 28 luglio, un mese dopo l'attentato, l'impero austro-ungarico dichiarò guerra alla Serbia. 2 giorni dopo lo zar ordinò la mobilitazione generale ed il 31 Francesco Giuseppe fece la stessa cosa, seguito da Germania e Francia. Tutto il mondo stava andando alle armi, meno che noi. Tornerete nelle vostre case prima che siano cadute le foglie dagli alberi, aveva detto Guglielmo II ai suoi soldati, e sembrava che sarebbe andata proprio così. Poi, il 4 agosto fu la Gran Bretagna a dichiarare guerra alla Germania. Ora le carte erano tutte sul tavolo. E l'Italia? Per un po' ci sembrò che tutto questo rumore di spade non ci riguardasse. Anche se la Serbia e i Balcani erano sulla sponda opposta del mare Adriatico e la Francia era dall'altra parte delle Alpi. Si faceva largo, sempre di più, l'idea che per l'Italia fosse giusto sciogliere l'alleanza con gli imperi centrali e schierarsi al fianco di Inghilterra, Francia e Russia per scacciare gli austriaci da Trento e Trieste. E poi c'era la nostra regina, la moglie di Vittorio Emanuele III, che era una principessa montenegrina, figlia di Nicola I, chiamato il Re Pastore. Purtroppo, molte cose legavano anche noi a quello che stava accadendo nei Balcani. Ma io credevo a mio padre, e se lui diceva che l'Italia sarebbe rimasta fuori dalla guerra, ero sicuro che sarebbe andata proprio così. Uno spezzone del film. Eccoci qua. Vediamo un po' di spiegare ai nostri telespettatori. Sì, quello che avete visto adesso fa parte di una serie di spezzoni di film che noi abbiamo raccolto assieme al professor Scarpi, proprio perché per portare ai ragazzi qualcosa di più semplice per comprendere cosa è accaduto 100 anni fa. Perché manca la conoscenza. Cioè, sì, diciamo che noi a scuola diamo sicuramente una buona parte, una buona dose di quello di istruzioni. Sì, però il vederlo e il viverlo, non dico dal vero ma in maniera realistica e spiegato poi punto per punto, porta i ragazzi a una consapevolezza, che è quella che adesso manca ai giovani. Perché? Perché si sentono lontani da questo, quando per noi invece 100 anni fa è come se fosse ieri. Perché? Perché si tratta della nostra patria e anche il concetto di patria per noi, importantissimo, e soprattutto per i bersaglieri, rientra proprio in questo progetto. Abbiamo creato questo progetto scuola con l'intento proprio di avvicinare più giovani possibili alla comprensione di un conflitto mondiale che ha portato alla distruzione e alla morte di milioni di persone e di località, compresa appunto Sandona di Piave e tutto il territorio. In questi spezzoni i ragazzi vivono in prima persona attraverso le parole, attraverso le musiche, attraverso il suono continuo dei bombardamenti, vivono in prima persona un'esperienza che non auguriamo assolutamente che possano vivere in prima persona loro, ma la vivono attraverso quello che è stato il loro passato, i loro antenati. L'età di ragazzi di adesso delle scuole medie o delle superiori li riporta un po' ai loro bisnonni magari, no? O ai loro trisavoli. E se cercano poi e chiedono ai genitori o ai nonni, sicuramente scoprono che cosa è stata una guerra mondiale. Che cosa dicono vedendo questi spezzoni? Beh, intanto c'è un attimo di smarrimento per il rumore prodotto proprio dall'artiglieria, l'artiglieria pesante. In quel frangente, nella Prima Guerra Mondiale, ci sono le nuove armi. Quando poi loro vedranno gli spezzoni che riguardano i gas e quindi tutto quello che il gas ha prodotto, è una parte che li coglie un attimo alla sprovvista, perché finché se ne parla sul libro di storia o finché vengono raccontati e sembra che non li tocchi perché chi erano questi? Chi è
il soldato morto, non lo conosco, non è una persona che mi tocca. Quando invece il film, appunto, chiaramente sceneggiato e con dei dialoghi particolari, li porta dentro la realtà di 100 anni fa, la cosa li colpisce parecchio. E soprattutto perché poi, attraverso appunto le parole di Luca, c'è stato un approfondimento anche di alcune parti. Questo è servito molto anche ai docenti che hanno accompagnato i ragazzi, e questo va poi a incrementare e a incentivare anche il docente stesso a vivere l'esperienza così della Prima Guerra Mondiale in un modo un po' più allargato, non limitato solo a quello che riportano i testi. Assolutamente. Luca Scarpi, tra l'altro è emblematico il fatto che, non avendo fatto il militare, perché è più giovane ovviamente, sì, ha preso questo e però l'ha fatto proprio, no? Ripercorrendo, certo, anche storicamente un certo percorso. Certo, tengo a precisare che faccio parte dell'Associazione Nazionale Bersaglieri dal 97 ormai, quindi ero un ragazzino, ho iniziato a suonare in fanfara. Perché ero un musicista, suonavo la tromba e quindi sono entrato in fanfara, mi sono avvicinato a questo mondo, sono stato nominato benemerito qualche anno fa, quindi sono parificato all'interno di ANB come un bersagliere effettivo. Quindi è un bersagliere. E attualmente, è uno dei nostri. Attualmente sono il capo fanfara di Jesolo, lo stesso compito che ha Fausto nella fanfara di San Donà. Tornando a questo esperimento con le scuole, quando eravamo in riunione con il comitato organizzatore si parlava con Fabrizio e con gli altri del comitato di una maniera per coinvolgere le scuole, si era parlato di mostrargli qualche film, ma i film sono difficoltosi da usare perché sono molto lunghi e molto spesso riguardano un episodio della guerra, non mostrano la guerra nella sua interezza, nei vari aspetti. Quindi io ho proposto di scegliere dei frammenti da vari film importanti che riguardavano la Prima Guerra Mondiale, fra gli altri è giusto nominare Orizzonti di Gloria, Uomini contro o appunto Fango e Gloria che abbiamo visto poco fa, per dare modo a chi lo vede di capire tutti quelli che erano i vari aspetti di questo conflitto, le motivazioni storiche e anche tutto quello che è successo. E logicamente si cerca, almeno io cerco con la mia spiegazione tra un filmato e l'altro, di far risaltare quelli che sono gli aspetti un po' più nascosti, come poteva essere la vita all'interno delle trincee, che non voleva dire soltanto la morte o gli scontri con i miei amici, ma soprattutto la vita difficoltosa dovuta alla situazione, insomma, erano costretti a vivere in buche nel fango con pidocchi, topi o cose di questo tipo. Molto spesso i ragazzini non se ne rendono conto che questi erano i principali disagi a cui venivano sottoposti questi dopo soldati. Vedremo degli spezzoni che sono abbastanza toccanti, poi vabbè, sì, alcune parti che abbiamo tagliate perché effettivamente sono molto, certo, impattanti. Io interrompo perché a questo punto si innesta un altro blocco di spezzoni che secondo me vale la pena di seguire insieme, quindi vediamolo. Certo. Era passato quasi un anno dall'inizio della guerra e ovviamente i soldati tedeschi non erano tornati a casa. Il loro Kaiser era stato troppo ottimista. L'inverno aveva portato a una situazione di stallo. Questa guerra era completamente diversa da quelle passate. Con i soldati buttati in trincea, nel fango, nell'attesa di fare un attacco che quando andava bene faceva conquistare pochi metri di fronte. E a prezzo di decine e decine di vittime. Anche l'Italia si armava, perché anche lei voleva avere un ruolo da protagonista, per essere considerata a pieno titolo una potenza mondiale. Se il Parlamento non saprà difendere gli interessi e la dignità del popolo, il popolo saprà sostituirsi al Parlamento. Le persone favorevoli all'entrata in guerra erano sempre di più. Ecco, anche questo momento importantissimo. Assolutamente sì. La chiave di volta. Assolutamente sì. Spieghiamo con questo filmato le motivazioni per cui l'Italia rimase al di fuori della guerra e prima di questo di solito spieghiamo quelle che erano le alleanze
nel 1914. Poi, al di là di questi filmati, mostriamo anche delle immagini per vedere come si sono modificate le divise degli eserciti, che all'inizio sono scese in campo con delle divise, con delle uniformi, diciamo, ottocentesche nella foga, quindi nella foggia, con dei panni di colore rosso che erano chiaramente molto visibili da lontano. Già nell'arco di pochi mesi iniziarono queste truppe a usare delle forme molto basilari di mimetismo. Tra l'altro noi abbiamo parlato prima del copricapo dei bersaglieri. I bersaglieri indossano con molto onore il proprio cappello, però nel 1916 a loro fu vietato l'utilizzo del cappello piumato, perché chiaramente era molto visibile, erano molto individuabili. Infatti nelle immagini tratte dai film non si vedono quasi mai. Poi si consentì l'uso del piumetto a partire dal 1918, negli ultimi mesi di guerra, proprio perché insomma i bersaglieri ci tenevano a combattere con il proprio piumetto, e tuttora i reparti che indossano l'elmetto, i reparti in armi che indossano l'elmetto, appongono il proprio piumetto sul cappello. In questa conferenza appunto parliamo anche di questo. Si vedono nei primi filmati che abbiamo visto i tedeschi che ad esempio indossano il Pickelhaube, che è il tipico elmetto germanico con il puntale in testa. Nel giro di un anno anche loro furono chiaramente costretti a modificarlo, ad usare lo Stahlhelm, che viene usato anche poi nella seconda guerra mondiale. Tra i filmati che abbiamo visto prima abbiamo visto anche l'uso di gas e di lanciafiamme, che lo vediamo adesso. È una cosa che colpisce molto i ragazzini, perché insomma dirlo così a scuola, in classe, che venivano usate bombe a gas, forse non è così coinvolgente con i giovani quanto mostrare appunto delle scene di soldati colpiti da gas. Poi importante è stato anche scoprire per loro, ed è una parte che di solito a scuola in qualche modo viene tralasciata. All'inizio dell'ultimo filmato si parlava del Facciamo Kaiser. pure di chiudere la regia di far vedere pure i filmati, sì, che tanto coprono con le immagini, certo, sono toccanti. Si parlava del Kaiser di Germania, e in contemporanea però dobbiamo pensare che ogni Stato europeo era governato da un re, e questa era un'unica famiglia regnante, tutti discendenti dalla regina Vittoria. Quindi i ragazzi cosa vedono? Diciamo che fra le righe gli viene anche fatto presente che in qualche modo le alleanze che si creavano o gli interessi particolari poi ci hanno portato alla guerra, e soprattutto c'erano degli accordi che spesso non venivano neanche espressi, quindi erano, diciamo, sotto banco adesso, no? Però fra di loro sicuramente questi regnanti avevano in mano il destino dell'Europa. Quindi non è stato neanche facile far capire ai ragazzi cosa potesse voler dire avere un governo che ti sostiene o un governo che non ti sostiene. Un governo retto da un re, come era comunque in Italia. Diciamo che l'Italia è entrata nel 1915 poi in guerra, quindi c'è stato un anno un po' fra interventisti e non interventisti che ha un po' relegato l'Italia anche quasi a un ruolo secondario, ma invece c'era un fermento sotto che poteva anche essere utile, tant'è che poi si sono cambiate le alleanze sul piatto. Quindi questo i ragazzi lo leggono, ma se non lo vedono è difficile. Comunque resta difficile sì, anche per chi ha fatto la storia a suo tempo, eccetera, non avere l'interattività, sì, la possibilità di vederlo, e tutto diventa molte volte più mnemonico oppure immaginato. Infatti, e non toccato. Quindi ricordare solo nomi o date, ma non capire effettivamente il ruolo. Ecco, qui vediamo, sì, prego, aggiunge qualcosa. Sì, noi cerchiamo anche sempre di dare dei riferimenti sul territorio, perché chiaramente le scolaresche che sono state coinvolte sono tutte quante sulla zona del Basso Piave, quindi San Donà di Piave, Eraclea, Musile, Noventa. Che hanno avuto un peso. Esatto, ogni volta faccio presente, gli dico: guardate che la sala in cui ci troviamo in questo momento, all'epoca sarebbe stata in territorio nemico. Quindi tenete presente che a pochi passi da qua c'era il fronte, a pochi passi da qua c'erano le trincee, si scavava, si sparava, si bombardava, e queste cose insomma li colpiscono. È importante dare dei riferimenti anche geografici di quello che si sta parlando, e chiaramente nella zona del Basso Piave è molto semplice darli.
Volevo chiedere, Presidente, a lei, c'è un corrispondente nei corpi stranieri dei bersaglieri o era una peculiarità del tutto italiana? Perché appunto anche dalle immagini che vediamo degli spostamenti e tutto sembra che siano... No, come corpo dei bersaglieri è unico nel suo genere. Non ci sono corpi che io sappia. Quindi che ha colto hanno anche la sprovvista, tra virgolette, il nemico. Infatti parlando anche con nostri consulenti esperti che girano un po' il mondo e organizzano, che magari dopo ne parleremo perché è una delle manifestazioni che saranno parte molto attiva nell'1 Piave 2018, in tutto il mondo non c'è un corpo come quello dei bersaglieri, non ha le caratteristiche particolari. Tra l'altro, parlavamo prima, i bersaglieri hanno fatto la storia del risorgimento, la prima guerra mondiale, la seconda, ma anche sono state il primo corpo a fare le missioni all'estero, le missioni di pace all'estero è stato i bersaglieri in Libano nell'82 col governo, se non sbaglio, è stato il primo corpo militare a andare a fare la missione di pace all'estero in sostanza, quindi diciamo che sotto questo profilo i bersaglieri sono stati un po' i primi precursori di tutto il resto, insomma, ecco, quindi non ce ne sono che quando dopo magari non può parlare Fausto, quando si va all'estero a fare le esibizioni in Germania o negli altri paesi europei, che ci sono fanfare nostre che sono andate anche in Canada, in America, effettivamente vedono che ha una caratteristica completamente diversa e tutti sono veramente entusiasti di questo corpo, insomma, anche se lo vedono la prima volta. Che caratteristica è particolare, diversa? Cosa coglie? Ma diciamo che abbiamo avuto la fortuna, la fanfara di San Donà ha avuto la fortuna di partecipare a delle manifestazioni internazionali dove si è esibita assieme ad altre bande militari, paramilitari. Sto pensando all'Olanda, alla Spagna, alla Germania, i paesi del nord. Ai paesi del nord piace molto di più questa tipologia di manifestazioni che magari nel sud Europa è meno sentita. E quando ci confrontiamo in queste coreografie di musica e appunto coreografie formali, tutti rimangono sempre, e sto parlando chiaramente delle altre bande, le bande straniere rimangono sempre colpiti nel vedere che ci muoviamo di corsa mentre suoniamo, come si dice, secondo me leggono la nostra interpretazione dell'italianità, dell'impeto, del saper travolgere, del saper un po' trasmettere un qualche sì, anche far paura all'avversario, perché poi, come diceva prima Luca, i bersaglieri attaccavano con fervore, con grinta, e quindi mettevano subito in soggezione l'avversario. Un coraggio anche, sì, tutto. Sì. Allora, pochi secondi di pubblicità, poi vediamo in azione anche la fanfara dei bersaglieri di San Donà, perché insomma voglio anche vederla, tra poco.